Leghisti da tutta Italia saranno martedì a Bergamo per celebrare la giornata dell'orgoglio leghista. Non mancheranno neppure i vicentini che ora nel partito occupano ruoli chiave di guida e orientamento. Anche l'onorevole Manuela Dallago, oggi nel triumvirato con Maroni e Calderoli, farà il possibile per non mancare. Nessuna divisione fra Veneti e Lombardi, ha detto. Oggi come oggi è più importante l'unità e la compattezza. Sono favorevole, ha aggiunto, al codice etico proposto dal governatore Zaia. E i familiari non andrebbero coinvolti. Io sono convinto che i familiari in politica dovrebbero star fuori e noi dovremmo puntare a un partito nel quale magari dovremmo pensare anche un codice etico e dovremmo magari pensare che nel nostro partito in futuro ci sia un codice etico e imporre a tutti che i familiari non ci siano. Non sarà presente invece il segretario provinciale Maria Rita Busetti, trattenuta a Thiene da impegni assunti in precedenza. La Lega non può fermarsi perché è basata su dei grandi valori a cui la gente crede e a cui la base ha sempre risposto, e la Lega è fatta dalla base. Un partito proiettato verso il futuro, dunque, grazie anche alla scelta del leader. Un movimento portatore e interprete di valori importanti condivisi dai militanti. Se Bossi vorrà ricandidarsi, conclude Manuela Dallago, sarà sempre il segretario.